Al TG3. Da oggi al via le domande per bonus da 600 euro per gli autonomi, ma le richieste mandano in tilt il sito dell'INPS e si segnala una grave falla nel sistema. In alcuni casi appaiono i dati sensibili di altri utenti. Il sito riaprirà da domani con nuovi orari. Sentiamo cosa è successo con Ines Uva. È da stamattina che stiamo cercando di dare aiuto all'utenza, ma è impossibile connettersi nel sito dell'INPS. Anche nei patronati come questo gli operatori sono bloccati. Una valanga di domande, 100 al secondo, ha mandato in tilt il sito dell'INPS. Accesso negato, in alcuni casi dati sensibili svelati a utenti ignari che collegandosi si ritrovano su profili di altre persone. Partite IVA, artigiani, commercianti, stagionali del turismo e dello spettacolo, sono tutti lì collegati. Da mezzanotte in centinaia di migliaia per richiedere il bonus a sostegno dei lavoratori autonomi in difficoltà, come Francesca, freelance della comunicazione. Riproverò sicuramente nelle prossime ore, vedremo, perché questi 600 euro comunque non sono una cifra enorme, però in questo momento fanno la differenza. La partita IVA se non lavora non guadagna, non c'è tutela. Una corsa per paura che le risorse si esauriscano in giornata, ingenerata anche da informazioni contraddittorie dei giorni scorsi. Ma il presidente Tridico oggi rassicura, non c'è fretta, il governo, spiega, sta varando un provvedimento per rifinanziare questa e altre misure d'emergenza. Intanto sul caos di stamattina l'INPS sottolinea, gravissima la falla nel sistema, faremo verifiche. E poco fa il presidente del Consiglio Conte ha fatto sapere che i problemi del sito sono legati ad attacchi hacker. E sempre poco fa, a proposito di questo caos legato al sito INPS, è intervenuto il garante per la privacy Soro, subito accertamenti, siamo molto preoccupati, l'INPS deve mettere in sicurezza i dati dei cittadini. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta.